Scuse da parte di Trenitalia ai passeggeri coinvolti e spiegazioni alla Regione Veneto su quanto accaduto ieri sulla linea Udine-Treviso-Venezia con un treno troppo poco capiente che superava il peso consentito e per questo è stato bloccato dai sensori, costringendo i viaggiatori a scendere. In una nota Trenitalia spiega che il disservizio non è stato dovuto a problematiche di sistema, ma all'errore di un operatore in fase di programmazione dei turni. Nei suoi confronti l'azienda ha adottato i provvedimenti contrattualmente previsti e mirati a evitare il ripetersi di queste circostanze. Convinceva i ragazzi a passare alla squadra di calcio della società, di cui era il factotum. Si offriva di accompagnarli ai provini e in macchina li molestava. Emergono nuovi dettagli sul caso dell'accompagnatore sportivo, un quarantenne padovano denunciato per violenza sessuale aggravata su una decina di giovani calciatori della Castellana e dell'Alta Padovana. Quando i carabinieri lo hanno arrestato è caduto dalle nuvole, salvo poi ammettere le sue responsabilità. La società di calcio con cui collaborava lo ha immediatamente allontanato. Biscione, stazione ferroviaria e Corte delle Rose. Dall'inizio dell'anno sono stati 15 i giovani denunciati, tra cui 6 minori, e 10 i fogli di via emessi a carico di autori di reati o comportamenti pericolosi. Sono i dati del commissariato di polizia che compie in media un intervento al giorno in quelle zone. 84 nei primi 4 mesi dell'anno le persone identificate. Un impegno costante in aree che, come conferma la cronaca, rimangono a grosso rischio. Quanto alle pattuglie a piedi, più volte invocate da residenti e commercianti, sono state eliminate per mancanza di personale. È tornato in libertà il 51enne trevigiano arrestato martedì mattina con l'accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di un'addetta alle pulizie albanesi di 31 anni, a Fiera. Dopo 2 giorni passati è stato scarcerato senza nessuna misura restrittiva. Per il GIP Angelo Mascolo, essersi calato i pantaloni davanti alla donna comporta solo degli atti osceni in luogo pubblico.